Itinerari del Friuli Venezia Giulia, un viaggio tra i luoghi e le suggestioni della regione. Ben ritrovati nel nostro appuntamento con gli itinerari del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione anche con Promoturismo FVG, proprio per scoprire tutte le parti più belle, i luoghi più belli della nostra regione. Friuli Venezia Giulia è una regione così variegata. Siamo andati insomma a scoprire le bellezze della costa, siamo passati per la montagna, la ciclovia Alpe Adria, e ora invece andiamo a scoprire un'altra bellissima parte della nostra regione, a raccontarcela chi in quel territorio ci è nato, ci è cresciuto, ma soprattutto ci è davvero molto legato, anche in vista tra l'altro dell'appuntamento per Gorizia con il 2025. Io lo voglio annunciare, l'ambassador per il goriziano Daniele Tibaldi. Buongiorno Daniele, benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato a questa trasmissione. Daniele, ti sentiamo un po' basso di volume, se riesci magari a sistemarti un po', così ti sentiamo meglio, oltre a vederti. Ricordo appunto che si può seguire questo appuntamento sui nostri canali social e sul nostro canale YouTube, oltre che sulla nostra Radio.0 Web TV. Allora Daniele, mi senti bene? Raccontaci un po' anche del tuo legame con il Goriziano, un territorio che, come dicevo, ti ha visto crescere, a cui tu sei molto legato anche in prospettiva di quelli che possono essere gli sviluppi futuri e che ami raccontare, ed ecco perché sei anche ambassador per gli itinerari del Friuli Venezia Giulia. Certo, mi sentite bene adesso? Sì, ti sentiamo un po' bassino, ma insomma ti sentiamo, adesso ci pensiamo noi un po'. Vai pure Daniele. Ecco, Sì, come hai correttamente detto, sono nato a Gorizia, ci sono cresciuto e nel corso degli anni ho sviluppato un profondo attaccamento per quello che per quelle che considero le peculiarità di questo territorio, che io sono un po' stato impiantato in questo territorio perché la mia famiglia è di origine pugliese, ma nel tempo io ho imparato a conoscerlo meglio e apprezzarne quindi quelle che sono le sue qualità rispetto qualità particolari, no? La prima è soprattutto questo incrocio, no? Questa sua posizione, no? Come crocevia tra diverse culture, quindi non solo quella italiana ma quella slovena e anche quella friulana, in primo luogo, e inoltre sì. il territorio goriziano ha una storia particolare legata anche tutti lo associano immediatamente al confine, un confine che l'ha diviso per la prima volta nell'arco di secoli, solo dopo il secondo conflitto mondiale, nel 1945. Infatti, se non sbaglio, carissimo Daniele, è proprio il tuo intervento, uno dei tuoi primi interventi da ambassador anche sul sito di Turismo FVG, oltre che sul tuo blog, che curi e che si appunto e che si intitola proprio dedicato alla Gorizia Mitteleuropea, goriziamitteleuropa.com. Parli proprio di questa storia di confine e lo hai fatto attualizzandolo proprio ai tempi del coronavirus, un momento che ci ha ricordato e riportato a periodi storici che pensavamo di aver superato e che però ci ha fatto capire quanto in realtà siamo molto più uniti adesso. È vero, infatti il confine, diciamo, è diventata un elemento più politico che fisico dal 2004. È l'anno in cui la Slovenia è entrata nell'Unione Europea, nell'area Schengen principalmente, quindi un passaggio che ha portato alla rimozione di barriere fisiche. Dal 2004 fino all'anno della pandemia, insomma, abbiamo cominciato a familiarizzare con quella che è una realtà urbana transfrontaliera più ampia, quindi rispetto a quella esclusivamente italiana. Io stesso in questi anni si sono sviluppate inevitabilmente anche molte relazioni, non solo economiche ma anche personali. Io stesso ho una relazione con Giulia, che è una ragazza che vive vicino a Lubiana,
oltre il confine da 5 anni. Quando è scoppiata la pandemia ci siamo dovuti interfacciare con una realtà che non avremmo mai immaginato quando ci siamo conosciuti, una realtà con cui avremmo dovuto fare i conti, cioè quella appunto delle divisioni confinarie tra i nostri due territori. Quindi il titolo che ho dato, il mio primo contributo come FVG Ambassador è stato proprio Prossimi disgiunti, no? Un elemento, un richiamo forse banale a quella introduzione che ha fatto il decreto ministeriale per alleggerire un po' le prime misure del lockdown, no? Consentendo gli incontri tra prossimi congiunti. Purtroppo in questo decreto relazioni come la mia è una delle tante coppie cosiddette binazionali che contraddistinguono non solo il territorio, ma nel mio caso specifico è legato un po' anche alla vicinanza col confine, ma in Italia ce ne sono tante altre, quindi non è che posso vantare una particolare esclusività. È vero, hai ragione Daniele, anche Sì. ci fa piacere condividere con te questa testimonianza. Approfitto per dire che proprio in questo tuo articolo, che si trova nella parte dedicata all'arte e alla cultura, Friuli Venezia Giulia Stories, sul sito turismofvg.it, che ci aiuta a capire meglio proprio le caratteristiche del nostro territorio, ma anche la intensità della storia che il Friuli Venezia Giulia ha vissuto e continua a vivere anche oggi, ritrovandosi in condizioni che sembravano ormai appartenere soltanto al passato. Ci sono poi in questo tuo articolo anche delle bellissime immagini, proprio dei momenti in cui c'è stata questa rete a separare Gorizia dalla parte di Nova Gorizia, e che è stata un momento difficile per chi vive questi territori da qualsiasi parte del confine, ma che voi avete cercato di superare. Quindi vediamo le immagini di questa rete addobbata da disegni, da bandiere europee. È stato un bel momento nella difficoltà di mostrare che la solidarietà tra i popoli va oltre i confini. Infatti, perché pur consapevoli della drammaticità dell'emergenza sanitaria, che non è che possiamo pretendere, no? Certo, aspetta che non ti sentiamo un attimo, Daniele. Dicevi appunto della drammaticità dell'emergenza sanitaria, che ovviamente tutti comprendiamo, non poteva in quel momento fare diversamente, però forse è stata una prova che rappresenta ancora di più l'intensità dei vissuti della storia del goriziano, no? Infatti, è una situazione che era già particolarmente pesante per tutta la collettività, che poi in questo territorio specifico ha prodotto risultati e conseguenze ancora più pesanti, no? Però comunque adesso per fortuna possiamo guardare insomma la luce in fondo al tunnel, la maggior parte delle restrizioni sono cadute, possiamo tranquillamente vederci. Limitandomi quindi a descrivere solo la mia situazione personale, quando però si potrebbe espandere il discorso a tutta un'altra serie di settori. Certo. Io personalmente mi occupo, sono impiegato per l'Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia, quindi una realtà associativa che si occupa di promuovere cultura, nello specifico la cultura che contraddistingue questo territorio, e non è stata una sorpresa per noi quando abbiamo lo scorso dicembre saputo che la candidatura di Nova Gorizia e Gorizia come capitale europea della cultura ha avuto esito positivo, no? Quindi è stata selezionata come prossima sede nel 2025 come capitale europea della cultura europea, e quindi è chiaramente un segnale anche politico, se può essere definito come tale, perché comunque certe decisioni prevedono anche certe logiche di natura politica, volta appunto a confermare insomma quel processo di integrazione che è durato tanti decenni
e che insomma nonostante questi ultimi mesi di spaesamento, disorientamento, Certo, abbiamo potuto finalmente. quindi rivedere il treno è tornato sui binari giusti, ecco, questo in È vero, sintesi. Daniele, è vero. Tra l'altro, mentre tu ci raccontavi, insomma, anche di questa, di Gorizia, capitale europea della cultura, come sarà nel 2025, è già questo un ottimo motivo proprio per venire a visitare tutte le bellezze di questo territorio e del Goriziano. C'era il video con le immagini più belle delle vostre colline, dei vigneti, di tutto anche l'aspetto culturale ed enogastronomico che c'è da vivere nel Goriziano. Sì, immagini che abbiamo visto benissimo anche durante il giro, perché Esatto. è stato uno dei percorsi, diciamo, più caratteristici, quello che ha attraversato il Coglio e la Berda, no? Che è la regione slovena. In realtà sono due nomi diversi per indicare la stessa regione, perché Coglio è il nome italiano di Berda, e quindi si è potuto, quindi io personalmente ho seguito il giro, pur vivendo in centro città, l'ho seguito da casa della mia ragazza, no? Quindi Giulia, quindi dalla Slovenia, poter rivedere anche attraverso la TV le bellezze del territorio in cui sono cresciuto, in cui viviamo, in cui progettiamo di continuare a vivere insieme, è stato molto emozionante, ecco. È vero, a proposito del giro, tra l'altro è un territorio anche perfetto per chi ama il ciclismo, per chi ama la bici e per un turismo slow a contatto con la natura e le aziende di questo territorio, senza contare che anche per quanto riguarda proprio la città di Gorizia ci sono tantissime opportunità culturali, musei da visitare, mostre, insomma, davvero una vacanza intensa anche quella nel Goriziano. Assolutamente. Se tu volessi fare un Eh, invito a proprio chi ci segue in questo itinerario del Friuli Venezia Giulia, come inviteresti i turisti a venire a visitare il Goriziano? non è una domanda che offre la possibilità di una semplice risposta, perché dipende appunto da quelle che sono eh, gli interessi e i gusti del turista, perché l'offerta è molto ampia. Possono esserci interessi storici, molto spesso, cioè purtroppo forse, Gorizia è sempre associata ai fatti della Prima Guerra Mondiale. Per il turismo appassionato di storia bellica, adesso sta proprio riaprendo il museo di San Martino, che è un museo che offre proprio un'esperienza virtuale, tridimensionale, no? No, si tratta di realtà aumentata, no? Quindi indossando dei visori VR, no? C'è la possibilità di esplorare le trincee in maniera molto sviluppata, ecco, Vivida, sotto il profilo certo. tecnologico. Sì. Ma Gorizia non è solo la Prima Guerra Mondiale, ecco. Non mancano le mostre. Purtroppo in tempi di Covid appena adesso qualcosa sta tornando, diciamo, a essere... molti eventi sono stati annullati o sono stati sospesi, comunque stiamo sotto il fronte culturale è quello che è più in sofferenza in questi tempi. Però per non parlare di quello della ristorazione, no? Quindi non mancano i posti anche che possono soddisfare Assolutamente. sotto il profilo gastronomico. Non dimentichiamo la possibilità di Adesso visitare le non posso fare cantine. nomi di No, aziende o altri, ma però comunque eh, la cucina locale in particolare ha una sua peculiarità, perché io uso senza timore questo termine mitteleuropea, no? Perché è il frutto della fusione, no? Di quella che è una cultura gastronomica veneto italiana, no? Con quelli che sono afflussi gastronomici dalla Cechia alla Slovenia, alla Germania, all'Austria, all'area germanica, insomma. E quindi verissimo, verissimo, le dici. osterie locali, le trattorie locali offrono questo e quant'altro. Beh, Speriamo appunto che si torni al più presto alla normalità, ecco, proprio per poter offrire tutte
potenziali piaceri che la città può verissimo, tutte le potenzialità. Tra l'altro, insomma, le statistiche ci dicono che i turisti che stanno arrivando in Friuli Venezia Giulia sono molti, quindi noi siamo ottimisti, anche perché come dicevamo è facile scoprire un turismo proprio a contatto con la natura, è quello di cui abbiamo voglia, e il Goriziano è un territorio tutto da vivere in anteprima poi di quello che sarà nel 2025 Gorizia come capitale della cultura, e approfittare proprio per poter godere di tutto quello che è gusto, natura, cultura e storia. Io, Daniele, ti ringrazio moltissimo. Ricordo ai nostri ascoltatori che sul sito turismofvg.it trovano tutte queste storie, ma anche i video che vi abbiamo fatto vedere, tutte le caratteristiche di questo territorio, i percorsi suggeriti, le aziende da visitare, i luoghi dove appunto soggiornare. È stato un piacere fare questa chiacchierata con te e ci auguriamo di ritrovarti tra le bellezze del Goriziano. Infatti, me lo auguro, e siamo qui che vi aspettiamo. Grazie Daniele, buon lavoro. Grazie, altrettanto. Avete ascoltato gli itinerari del Friuli Venezia Giulia. Per le tue esperienze in regione, visita il sito turismofvg.it.